Oggi vi vorrei parlare di una legge di incentivazione molto importante per il comparto dell'artigianato. Si tratta della legge 949 del 1952. Ecco, la legge 949, benché sia una legge del 1952, è nata per incentivare le imprese artigiane nel momento in cui decidono di fare degli investimenti immobiliari o in attrezzature e macchinari. Quando l'impresa artigiana si rivolge alla banca per fare un finanziamento teso a fare degli investimenti, la legge 949 si occupa di dare un contributo in conto interessi, cioè di abbattere il tasso di interesse che è richiesto alle imprese artigiane. Questa legge da statale qualche anno fa è stata regionalizzata, ovvero lo Stato trasferisce annualmente alle regioni un certo importo che serve alle regioni per gestire questa legge. Dal 2016 alla legge 949 che si occupava appunto solo di abbattere il tasso di interesse, è stato aggiunto anche, con degli stanziamenti ulteriori fatti dalla Regione Sardegna, un piccolo contributo del 10% in conto capitale. Siccome io dico che le cose non nascono mai per caso, ma ci vuole sempre l'azione di un'associazione di categoria o delle associazioni di categoria che rappresentano gli interessi delle imprese, in questo caso delle imprese artigiane, noi nel 2019 abbiamo lavorato come Confartigianato in stretto raccordo con la Regione Sardegna e abbiamo ottenuto uno stanziamento importante per il comparto dell'artigianato pari a 40 milioni di euro. Questi 40 milioni di euro sarebbero dovuti andare ad incrementare il contributo in conto capitale diretto alle imprese artigiane a partire appunto dal 2020. Con l'avvento del Covid, diciamo che c'è stato un ripensamento da parte della Regione Sardegna che ha spazzolato tutte le risorse che c'erano non ancora spese nei bilanci dei vari assessorati per destinarli ad interventi di emergenza legati al Covid. Diciamo che poi non stiamo adesso a specificare quelli che sono stati gli interventi che poi sono avvenuti con più o meno successo sulle imprese. Fatto sta che noi ci siamo sentiti orfani di questo provvedimento che abbiamo così fortemente voluto, cioè l'incremento del contributo a fondo perduto legato alla 949, alla legge 949 del 52, che si sarebbe dovuto spingere dal 10% al 40% a fondo perduto. Quindi abbiamo ripreso le interlocuzioni, le trattative con il governo sardo e nell'estate del 2020 appunto siamo riusciti ad ottenere un nuovo stanziamento di 15 milioni di euro. Mi sono dilungato nello spiegare la genesi di questo provvedimento proprio per ribadire che le cose non succedono mai per caso, ma bisogna che vengano perseguite e diciamo che in questo caso sto raccontando uno dei successi di un'azione sindacale fatta da un'associazione di categoria che ha fatto il suo mestiere di rappresentare degli interessi e ha raggiunto anche dei risultati che sono stati un successo. Come funziona questa legge? Come dicevo prima, la 949 è una legge che nasce nel 1952 e che è diretta a quegli interventi che le imprese artigiane, ribadisco, le imprese devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane per poter usufruire di questa legge, possono, nel momento in cui sono interessate a fare un investimento in termini di acquisto di attrezzature, di macchinari, di immobili o interventi di ristrutturazione e ammodernamento su immobili già di proprietà dell'impresa, possono fare appunto una pratica di finanziamento che deve essere sempre
alla base di, prima di chiedere il contributo a fondo perduto ci deve essere una pratica di finanziamento presso un istituto bancario o una finanziaria, che non necessariamente deve coprire l'intero importo che io ho investito nell'azienda. L'importante è che ci sia un finanziamento bancario minimo di almeno 5.000 euro. Diciamo che il finanziamento minimo di 5.000 euro in questo caso è trainante, nel senso che insieme alla pratica per richiedere il contributo a fondo perduto devo portare il contratto di finanziamento che ho stipulato con un istituto di credito e insieme alla fattura quietanzata dell'operazione che ho effettuato col finanziamento posso portare anche altre fatture quietanzate relative ad altre attrezzature che ho acquistato per l'azienda. Una cosa importante da sapere, e io risottolineo che questa è una legge che è esclusivamente diretta alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, ecco, è una legge che funziona a sportello, quindi una legge che ha degli, come dire, automatismi che non richiedono la partecipazione a un bando di gara, che quindi presuppone anche l'esistenza di una graduatoria e con erogazioni che vengono effettuate secondo un punteggio acquisito. Ma l'unico criterio col quale vengono erogati i contributi è quello cronologico, ovvero io presento la domanda, c'è un comitato tecnico che esamina la mia domanda, ma che è corredato da una documentazione molto semplice, con soprattutto oltre alla fattura, oltre al contratto di finanziamento, ci sono delle autocertificazioni. Sulla base dell'esame di questa scarna documentazione, il comitato tecnico, diciamo così, approva o respinge la domanda di contributo. Poi chiaramente, comunque, la procedura ha un suo rigore, cioè ci sono dei controlli che sono fatti a posteriori per verificare che il finanziamento sia andato ad acquistare effettivamente un'attrezzatura collegata all'attività artigianale svolta e a quel punto vengono anche controllate le documentazioni esistenti. Quindi diciamo che la positività di questa legge deriva dal fatto che diciamo, con questa procedura molto snella i tempi sono davvero molto contenuti, e questa è una cosa particolarmente gradita alla piccola impresa, che non deve sopportare i tempi legati a delle istruttorie infinite alle quali magari altre leggi ci avevano abituato. Ecco, quindi questa legge che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo in maniera molto forte, ha degli elementi davvero positivi e graditi alla piccola impresa. Direi che da un certo punto di vista, rispetto ad altre leggi, diciamo che per alcuni può essere anche eccessivo il contributo del 40%. Noi riteniamo che sia assolutamente positivo da tutti i punti di vista, sia perché, soprattutto in questo momento di crisi, ma secondo me in generale, aiuta le piccole imprese a capitalizzarsi. Ma aiutare le piccole imprese a capitalizzarsi significa anche costringerle in qualche modo a mettere delle radici più profonde, perché la piccola impresa artigiana, una volta che fa un investimento anche importante, per esempio in un immobile, si dota di un nuovo laboratorio, questo fatto in qualche modo, come dire, la costringe a stare sul pezzo, a stare anche in una prospettiva temporale più lunga sul mercato, e quindi questo chiaramente ha degli aspetti sicuramente molto positivi. Cioè è raro che un
piccolo imprenditore faccia un investimento importante, e questo è più facile che avvenga se c'è un forte incentivo che in qualche modo lo sostenga, per cui diciamo che stiamo facendo anche dal punto di vista politico-economico un investimento di medio-lungo periodo. Chiaramente Confartigianato, sia per questa legge sia per tanti altri adempimenti o tanti altri benefici, può fornire e fornisce in tutta la Sardegna, attraverso i suoi uffici territoriali, il supporto che occorre alle imprese per poter passare sia dal progetto di investimento al contratto di finanziamento, sia alla domanda di contributo vero e proprio. Fornisce tutto il supporto necessario perché questa legge, così fortemente voluta, possa sortire gli effetti che devono essere ottenuti.